Alberto Marchesani, ideatore Deus Ex Machina di questa Epica dell'Acqua, terza edizione. Qua siamo a San Rocco, nel comune di Taglio di Po, la partenza domani venerdì 17, dico bene? Sì. Porta bene 17. Non siamo scaramantici. Non siete scaramantici. Epica dell'Acqua sta crescendo in maniera esponenziale. Intanto ogni anno raddoppiamo e probabilmente quest'anno abbiamo raggiunto il limite massimo che il territorio può sostenere ed è giusto che sia così. E offriamo a molte persone, a molti atleti, camminatori, corridori, la possibilità di immergersi nel nostro bellissimo territorio che a volte magari noi stessi che lo abitiamo, dove io ci sono nato, magari a volte non siamo così sensibili nell'apprezzarlo, un'immersione per conoscere le persone, i luoghi, i cibi, i sapori e in questo caso anche quello che sta suonando qua dietro di me, il coro delle voci del Delta di Taglio di Po. Secondo te è un importante veicolo anche di marketing territoriale? Sì, forse anche il suo bene per adesso, sì. Quindi siamo ancora al di fuori dell'overtourism ed è il modo giusto forse di avvicinarsi a conoscere un territorio, perché noi facciamo attraversare il nostro territorio a piedi, in punta dei piedi, con il totale rispetto di questo luogo. Ecco, parliamo anche un po' di te. Tu hai fatto appena adesso una corsa di quanti chilometri? 250. Ma non solo una corsa di 250 chilometri in un ambiente estremo. Cosa prova un corridore? O meglio, come riesce a mettere in stand-by il cervello e correre? Beh, al contrario, cioè vado a correre per riuscire a mettere in stand-by il cervello. Sì. Ma tra l'altro qui all'Epica dell'Acqua ci sono un paio di atleti che erano con me in Mongolia e nelle altre edizioni ogni tanto mi porto atleti italiani e stranieri che ho raccolto, che ho conosciuto durante la corsa. Correre in Mongolia è completamente diverso da correre qua, però lo spirito che volevo ricreare qua era quello della comunione di fatica, di spogliatoio, e poi facendo fatica si è più sensibili ed è il bello per cui si vede anche questo territorio. Ecco, in questa edizione avete come ospite anche una maratoneta olimpica, alcuni personaggi anche importanti del mondo dello spettacolo, quindi sì. Sta veramente crescendo. Sì, sta succedendo quella cosa che di solito capita negli anniversari, cioè che sono le persone importanti che ci chiedono ma c'è posto, posso venire, eccetera. Quindi vuol dire che la formula funziona, è apprezzata anche dalla stampa straniera e dai media nazionali e quindi a noi va di continuare a farlo. Abbiamo sempre bisogno di persone del territorio che ci aiutino, questo magari lo lancio a te, perché è una cosa per noi fondamentale, avere collegamenti nel territorio che ci semplificano le operazioni, perché è come organizzare 3 maratone cittadine in 3 giorni, ti puoi immaginare. Ecco, da Polesano ti faccio i complimenti e ti ringrazio moltissimo. Grazie. Sin da quando Alberto per la prima volta mi ha nominato questa esperienza, ancora adesso so che lui non vuole, ma c'è stata anche un'edizione zero, c'è stata anche un'edizione zero, che è da lì che alla fine, quando metti le radici poi ed è buono il seme, qualcosa cresce. Quindi orgoglioso come assessore del turismo di Taglio di Po, che anche quest'anno per la terza volta, quarta, sia l'Epica dell'Acqua a partire dal nostro territorio comunale, e ringrazio Alberto di tutto quello che ha fatto. Ci siamo trovati quest'inverno all'Ente Parco quando l'ha presentata, felice di esserci, tant'è che sono appena arrivato qui con il mio bambino, quello più piccolo, che era presente anche lui quando è stata presentata all'Ente Parco, e gli ho detto: ma papà, ma stasera è la famosa corsa dei 100 km? E ho detto: esatto, quella lì, ma dovevo partecipare anch'io. E purtroppo domani sei a scuola, quindi bene che ci sia partecipazione, bene che ci sia questa gente che sto vedendo intorno. Se sentite in sottofondo c'è ancora il coro di Taglio di Po, Voci del Delta, che sta cantando, che Alberto ha voluto coinvolgere e io ben volentieri lo ho secondato in questa cosa. Felice quindi di questa iniziativa turistica anche e sportiva per il nostro comune e il nostro territorio.